Quest'anno nell'istituto comprensivo di Asiago Gaglio ci sono stati ben 5 insegnanti di ruolo che hanno chiesto di essere sospesi dall'insegnamento di andare in aspettativa per la legge 104 e questo è il caso più ironico, si è dovuti andare a cercare una insegnante precaria a Bologna. Da Bologna ad Asiago per un posto da insegnante precario, quando sull'altopiano ci sono decine di docenti costretti o costrette a spostarsi per andare al lavoro o che proprio il lavoro non ce l'hanno. Colpa delle graduatorie e dei nuovi sistemi di selezione degli insegnanti introdotti dalla buona scuola di Renzi. Questo è solo uno dei tanti effetti negativi di una riforma che non piace a nessuno, tranne che al nuovo ministro Fedeli. Eh sì, avete capito bene, quella che non ha né una laurea né un diploma di maturità. L'assessore Donazzan nel pomeriggio, in conferenza Stato-Regioni a Roma, ha evidenziato queste criticità. In Veneto mancano quasi 300 presidi e migliaia di professori. A preoccupare è soprattutto la situazione dei docenti di sostegno per i ragazzi diversamente abili. I nostri studenti che hanno delle disabilità hanno bisogno di essere seguiti. L'insegnante di sostegno necessita di avere una preparazione particolare. Invece oggi sono 1700 gli insegnanti di sostegno che non hanno queste competenze specifiche, ne mancano moltissimi, quasi 3000. E ancora una volta la programmazione si fa da Roma, che dice alle università del Veneto potete abilitare solo 500 insegnanti, ma se noi ne servono 3000, quanto ci metteremo a formarli? Il Veneto chiede maggiore autonomia sul fronte dell'istruzione e della formazione. Il prossimo referendum servirà anche a questo. La programmazione dei docenti, quanti ne servono, dove, in che materie, lo possiamo sapere noi a livello regionale, non certo quando si allontana la decisione. Nella autonomia che il Presidente Zaia sta chiedendo per il Veneto e per i Veneti, il tema dell'istruzione è una delle materie su cui noi puntiamo di più.